Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È stato arrestato dalla polizia di Reggio Calabria l'esecutore materiale degli attentati contro i magistrati reggini. Si tratta di Antonio Cortese, 48 anni, affiliato alla Coscalu Giudice ed esperto nel maneggio e nel confezionamento di esplosivi. Ritenuto il responsabile degli attentati dinamitardi compiuti il 3 gennaio e il 26 agosto contro la Procura Generale e contro l'abitazione del procuratore Salvatore Di Landro e di aver fatto trovare un bazooka il 5 ottobre scorso davanti agli uffici della DDA. A far arrestare Antonio Cortese è stato il boss pentito dell''ndrangheta Antonino Lo Giudice. Ancora un tragico schianto nel Cosentino sulla statale 18 a Diamante nei pressi di una discoteca. A perdere la vita è stato Simone Bavoso, 22 anni, di Belvedere Marittimo. Secondo i primi rilevamenti, a scontrarsi, presumibilmente per l'asfalto reso viscido dalle piogge, sono state due auto, tra cui la Fiat 500 guidata dal 22enne. È il terzo incidente nel giro di 24 ore nel Cosentino, di cui 2 mortali, che hanno avuto come concausa proprio il maltempo che sta imperversando in Calabria. E proprio per le abbondanti piogge degli ultimi 2 giorni, la Giunta regionale calabrese ha chiesto al governo la dichiarazione dello stato di emergenza e di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Il presidente Scopelliti, tramite la struttura regionale della protezione civile, ha prontamente allertato tutti i comuni interessati dalle precipitazioni più intense. La sala operativa regionale della protezione civile di Germaneto è in costante contatto con il Dipartimento nazionale per far fronte ad ogni situazione di pericolo. È stata allestita ieri a Palazzo dei Nobili di Catanzaro la camera ardente per la morte del vice sindaco Antonio Tassoni. Tante le persone giunte sin dalle prime ore del pomeriggio a rendergli omaggio e a porgere l'ultimo saluto all'avvocato Tassoni, stroncato a 68 anni da una grave malattia. La cerimonia funebre sarà celebrata oggi pomeriggio alle 15:30 nella Basilica dell'Immacolata. Riparte il progetto Diamo il cuore per i giovani, patrocinato dalla provincia di Cosenza. L'iniziativa riprenderà nei prossimi giorni negli istituti scolastici superiori del territorio e quest'anno è stato esteso agli alunni delle classi quarte e quinte. L'obiettivo è operare uno screening elettrocardiografico cardiologico su 7.000 studenti per la diagnosi precoce di eventuali aritmie e patologie cardiache prima che queste possano diventare un serio problema. Tutto pronto per la seconda edizione della borsa turistica della Crotoniatide, che vedrà il suo culmine il prossimo 26 ottobre. A presentare l'iniziativa ieri nella sala giunta della provincia di Crotone anche il presidente dell'ente, Stano Zurlo. 40 i buyers nazionali ed internazionali che hanno aderito all'iniziativa e che parteciperanno ai lavori e visiteranno il territorio. È aperta anche oggi all'Unical di Cosenza la mostra in 3D Scenar Exhibit dall'ordine al caos, un viaggio meraviglioso nella storia e il tempo in 3 dimensioni per spiegare ai giovani studenti la scienza attraverso l'arte. Ogni artista ha rappresentato il mondo della fisica attraverso quadri, immagini grafiche in 3D e filmati in un percorso interattivo. Molto spazio della mostra è dedicato al circuito di Chua, un esempio tra i più semplici e completi per analizzare dinamiche complesse e fenomeni caotici nei circuiti. 5 pittori internazionali per raccontare la storia dei popoli che dominarono Cosenza. Questa è l'idea di fondo del progetto presentato nel salone di rappresentanza del Palazzo Comunale della città. Nel centro storico gli artisti realizzeranno dei murales per narrare la storia dei Bruzzi. Prima del via ufficiale, l'ultima parola spetta alla Sovrintendenza ai beni architettonici che dovrà valutare il progetto esecutivo.